La pandemia ha creato e ha causato dei disordini mentali, dei disturbi mentali, quali la depressione piuttosto che l'autolesionismo, i disturbi d'ansia, i disturbi alimentari e sicuramente l'isolamento sociale, l'allontanamento dal contesto relazionale, culturale, la limitazione delle abitudini quotidiane ha fatto sì di un incremento di disturbi di carattere psichiatrico importante. Sia nei bambini che negli adolescenti, con ripercussioni evidenti soprattutto a 2 anni di distanza. Per questo il Rotary Club Venezia Castellana, in collaborazione col Comune di Martellago, ha dato il via alla campagna di sensibilizzazione sulla disabilità cognitiva nelle scuole. Cogli il segnale, un progetto rivolto a genitori e familiari per agevolarli nell'accesso a servizi in ambito ad esempio psicologico, di logopedia o neuropsicomotricità. Il nostro progetto parte da un dato di fatto che è dato dalla continua crescita dei disturbi e dei disagi dei ragazzi, dei bambini, ragazzi e adolescenti, del sempre più difficoltà economica delle famiglie dovuta anche al fenomeno della pandemia e dalla necessità di implementare i servizi che ci sono con ulteriori servizi di qualità nel nostro territorio. È importante stare vicino alle famiglie, soprattutto in questo momento di difficoltà, in un momento in cui appunto veniamo da 2 anni di pandemia, adesso una guerra, quindi sicuramente le famiglie hanno bisogno di sentire vicino il proprio comune.